Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere un po' quello che è accaduto per quanto riguarda la cronaca. Appuntamenti nel Padiglione Italia, ma anche incontri bilaterali tra gli enti del territorio, dal porto di Trieste al mondo della ricerca, con investitori internazionali per presentare le potenzialità del Friuli Venezia Giulia. E ancora focus sui temi come logistica e trasporti, turismo, sostenibilità e ricerca. Sono alcune iniziative in programma al Regional Day del Friuli Venezia Giulia all'Expo di Dubai. L'appuntamento, previsto per il 25 febbraio prossimo, è stato presentato oggi a Trieste, tra gli altri dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia, come vedete nella telefoto, Massimiliano Fedriga. E adesso andiamo a vedere un po' cosa succede dai nostri vicini, perché da sabato scorso la Slovenia ha abrogato tutti i divieti legati alla pandemia Covid-19, via libera anche ai non vaccinati. Niente tamponi al confine per controllo della positività, niente quarantena obbligatoria, ma soprattutto non ci sarà l'obbligo del Green Pass per fare rifornimento di carburante, acquisti nei negozi e per consumare nei locali. Restano in vigore le regole base, l'uso della mascherina FFP2, il disinfettarsi le mani quando si entra in un negozio e la distanza di sicurezza. L'uso del Green Pass è previsto nelle strutture sociosanitarie, negli uffici pubblici, nei posti di polizia e nelle carceri. Andiamo a vedere com'è la situazione del meteo, perché c'è movimento, perché allerta regionale 4 del 2022, dalle ore 15 della giornata odierna fino alle ore 15 di domani, allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia A, FVG B per vento forte e molto forte sui monti e fondovalle. Il resto della zona invece sarà interessato, quella della bassa provincia di Udine e quelle di Gorizia e Trieste, per quanto riguarda leggere piogge, ma di breve e piccole medie entità. E adesso apriamo la pagina sportiva. Torna la Serie B, Pordenone già al lavoro per non perdere l'ultimo treno per i play-out salvezza, che a questo punto siamo a 7 punti per quanto riguarda l'aggancio per l'eventuale play-off. Dopo la pesante sconfitta di sabato a Reggio Calabria contro i locali Amaranto per 2-0, domani pomeriggio allo stadio Tegil di Lignano arriva il Monza. Il tempo dei calcoli per i Ramarri è terminato. Soli 3 punti da ora in poi possono tenere viva quella fiammella per salvare la stagione, onde evitare la retrocessione diretta in Serie C. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Vediamo appuntamento più tardi per un altro live. Ulteriori aggiornamenti come sempre sulle nostre pagine social collegate, ma anche sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.